Ciao, oggi siamo a Sellarazzo, al confine tra il Veneto e il Friuli. Siamo sotto una leggera nevicata, purtroppo il tempo non è un granché, è abbastanza scenografico così con la neve, però è molto nuvoloso, ci sono un po' di nubi basse. Qui la zona di Razzo è molto bella quando c'è il sole, è un piccolo altopiano dove c'è Casera Razzo sulla strada e dopo si possono raggiungere diverse malghe, Malga Tragonia, Malga Chiansaveit, che in teoria è la meta di oggi, però adesso vediamo perché sì, il tempo così non è un granché e sembra che nella direzione in cui stiamo andando aumentino le nuvole, siano anche un po' più basse, quindi non è il massimo. Comunque a metà strada c'è un'altra malga, adesso non ricordo il nome, intanto proviamo ad andare fino lì e poi magari vediamo, ci facciamo comunque una passeggiata in questo scenario abbastanza così dai caratteristico invernale. Qui c'è veramente un sacco di neve, nonostante continui questo inverno un po' farlocco. Qui veramente ce n'è tanta ed è sempre di dicembre ancora. Oggi sta un po' nevicando, ma è veramente neve molto ridicola. La strada, l'itinerario di oggi prevede di percorrere praticamente una strada d'estate, è la strada di servizio alle Malghe, è già ampiamente battuta. Anche questa solitamente è una ciaspolata, ma ormai la neve è talmente compatta che si cammina quasi come d'estate. Quindi per adesso raggiungiamo questa prima malga e noi ci sentiamo dopo. Eccoci qua, siamo arrivati a Casera Chiansaveit e c'è un sacco di neve, è praticamente sommersa. La casera è quella dietro di me, alle mie spalle, ed è chiusa. Bisogna chiedere le chiavi al gruppo ANA, mi sembra di Sochieve. Ci si registra, danno le chiavi e all'interno non so cosa ci sia, ma visto che è una struttura chiusa penso che sia molto ben fornita. Ad ogni modo c'è anche un ricovero invernale, un bivacco che è stato ricavato in una delle stalle. Adesso che c'è molta neve, per accedervi bisogna passare da questa parte, sotto tutto questo bel cumulo di neve, si entra da quella porta lì e c'è un piccolo spazio con una stufa, uno spolert e poi c'è un'altra stanza con 9 brande col materasso. Adesso dentro è un po' buio, si vede, ci filtra un po' di luce, quindi magari l'isolamento non è perfetto, ma è molto confortevole. Probabilmente con la stufa appena prende calore inizia a scaldare, poi si riesce a star molto bene. Poi con tutta questa copertura di neve è perfettamente isolata. Adesso ci fermiamo un attimo, mangiamo i nostri panini, li mangiamo qui sotto la tettoia, che ci sono un paio di panche e un tavolino basculante e poi rientreremo. Durante la strada aveva un po' smesso di nevicare, adesso qui ha ripreso un po' di più, però è davvero neve, cioè proprio neve a pallini, molto fina, quindi non farà molta copertura.
siamo quasi rientrati a Sallarazzo, adesso mancano davvero pochi metri e siamo sempre più immersi nella nebbia. Peccato perché deve essere, sì, il panorama non deve essere davvero male in questa zona. Il giro che abbiamo fatto è davvero semplice, noi ci abbiamo messo un'ora e mezza a andare e un'ora e mezza a tornare e il sentiero, la strada è davvero facile, praticamente non abbiamo fatto dislivello e è tutta una strada. Bisogna solo prestare un po' di attenzione quando si passa sotto il Col di San Giacomo, perché sono dei pendii abbastanza ripidi e scaricano. Difatti abbiamo attraversato due slavine che sono lì da tempo, si vede che insomma è neve vecchia, però è un punto diciamo pericoloso, quindi se dopo forti nevicate e quando c'è il pericolo valanghe alto bisogna prestare molta attenzione in quei tratti, perché sono un paio di canali e insomma si può rischiare. Per il resto passeggiata davvero semplice e probabilmente molto remunerativa dal punto di vista dei panorami. La Malga Chiansaveit ha una sezione, come ti dicevo, sempre aperta, un piccolo bivacco, se no si possono chiedere le chiavi a Socchieve e ci si può andare. Probabilmente la Malga avrà stufe, letti, probabilmente è più attrezzata. Il bivacco ha una piccola stufa, tavolo, panche e 9 letti con materassi. Però insomma adesso era buio e passa un po' di luce, quindi non deve essere proprio isolata al massimo, per cui magari d'inverno è meglio portarsi dietro una coperta in più. Ok, adesso siamo arrivati, io come al solito ti ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!